Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Non dovevano scendere nel pozzetto. Secondo il capitolato d'appalto dell'AMAP, i 5 operai morti a Casteldaccia dovevano eseguire l'espurgo dall'esterno. Uno dei superstiti dice è successo qualcosa di imprevisto. Basta morti sul lavoro, la rabbia dei sindacati in sciopero per 8 ore, 17 le vittime in Sicilia dall'inizio dell'anno. Investono un poliziotto al posto di blocco e fuggono in moto a Catania l'inseguimento di 2 minorenni anche dall'alto con un elicottero. Patrick Zaki oggi alla Corea di Enna parla agli studenti di Sogno e Libertà. L'attivista egiziano ha raccontato la sua esperienza di prigionia e tortura. Il governo dichiara lo stato di emergenza per la carenza idrica in Sicilia. Stanziati 20 milioni, ma gli agricoltori i provvedimenti non bastano. Una diga per deviare la perdita d'acqua, lo stratagemma degli abitanti di Librino esasperati dalla fuoriuscita che lambisce una cabina elettrica. Da Fiera a Parco Urbano a Messina si lavora per riqualificare lo spazio che ospitava la campionaria. Calcio, resettare tutto è l'obiettivo del Catania in queste settimane in attesa del debutto nei play-off. Ieri a corner l'attaccante Rocco Costantino. Non avrebbero dovuto scendere in quel pozzetto. L'inchiesta della Procura di Termini Imerese sta cercando di individuare se ci sono responsabilità. Ieri è stato ascoltato il direttore dei lavori, un funzionario dell'AMAP, l'azienda Acquedotti. Sentiamo Manlio Viola. Gli operai della Quadrifoglio Group non sarebbero dovuti scendere nella vasca di decantazione dove hanno trovato la morte in 5, mentre un sesto è gravissimo in ospedale. Non era previsto nell'appalto dei lavori di intervento a Casteldaccia dove si è consumata la tragedia. Il lavoro doveva essere svolto in superficie e limitarsi allo spurgo dei pozzetti con un escavatore e un'autopompa. Per questo non c'erano dotazioni di sicurezza necessarie al lavoro in profondità. Gli accertamenti della polizia all'indomani della tragedia sembrano prendere una direzione precisa e sorprendente. L'inchiesta ora dovrà spiegare perché sono scesi e comprendere se ci siano responsabilità nell'accaduto. Per ricostruire i fatti è durato fino a tarda ora l'interrogatorio del direttore dei lavori, un dirigente dell'AMAP, l'azienda che aveva affidato l'intervento alla Quadrifoglio Group. La procura di Termini Imerese ha comunque aperto un fascicolo ancora a carico di ignoti con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo. L'inchiesta in questa fase è coordinata personalmente dal procuratore Ambrogio Cartosio. Su disposizione della Procura di Termini chiaramente verifichiamo le testimonianze dei sopravvissuti, gli accertamenti che saranno fatti se sono stati indossati i dispositivi di sicurezza e se l'intervento era a norma. Perché operai esperti abbiano deciso di scendere in quel pozzetto resta al momento il grande mistero da risolvere. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di una concentrazione fuori scala di idrogeno solforato, un gas di fermentazione frutto proprio dei residui organici di fognatura. I limiti di legge per questo gas sono di 10 nella scala di misurazione specifica di questo volatile. Gli strumenti ne hanno registrato una concentrazione superiore a 100. Per questo nessuno dei 5 aveva scampo. 5 operai morti e un sesto gravissimo, è un bilancio pesantissimo quello della strage di ieri, partita da un ordinario intervento di manutenzione della rete fognaria. Marco Gullà è tornato lì per noi. Sulla statale 113 di Casteldaccia il silenzio viene spezzato solo dal transito delle auto che rallentano in prossimità del punto, dove ieri si è consumata l'ennesima strage sul lavoro. 5 operai sono morti, rimasti intrappolati nei cunicoli di questo impianto di sollevamento delle acque reflue dell'azienda municipale Acquedotti AMAP, mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione nella struttura. Sono morti uno dietro l'altro, calandosi in un tombino dell'impianto fognario che si trova sotto la cantina Duca di Salaparuta. Ad ucciderli le esalazioni di idrogeno solforato. Dopo che il primo operaio è rimasto nel sottosuolo senza venire fuori, gli altri si sono calati per capire cosa stesse succedendo. Il settimo componente della squadra, non vedendo uscire i colleghi, ha dato l'allarme. 4 vittime sono operai della Quadrifoglio di Partinico, tra di loro anche il titolare della ditta. Il quinto è un lavoratore interinale dell'AMAP. Un sesto operaio, in condizioni disperate, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso
soccorso e lotta per sopravvivere. Il più giovane delle vittime è Giuseppe La Barbera, aveva 26 anni, è morto per salvare gli altri suoi colleghi. Si è precipitato nella botola dopo aver sentito urlare i suoi compagni di lavoro. Le altre vittime sono Epifanio Alsazia, 71 anni, il contitolare della ditta Quadrifoglio, Giuseppe Miraglia, di 47 anni, Roberto Raneri, di 51, Ignazio Giordano, di 57 anni. Tutti non avevano le maschere di protezione. E quello che vedete è il mezzo con cui i lavoratori della Quadrifoglio Group si sono recati appunto qui a Casteldaccia per l'intervento di manutenzione alla rete fognaria. Ho lavorato fino alle 10 nella vasca e tutto è filato liscio, ha raccontato Giovanni D'Aleo, 44 anni, operaio scampato all'incidente. Mi ha dato il cambio mio cugino Giuseppe Miraglia, una delle vittime della strage. Poi è successo qualcosa di imprevisto. E c'è dolore e rabbia anche tra i sindacati che per oggi hanno proclamato uno sciopero di 8 ore con presidio davanti alla prefettura di Palermo. Basta morti sul lavoro! Basta morti sul lavoro! Il dolore e la rabbia. Oggi è il giorno della protesta dopo la strage di ieri di Casteldaccia. I sindacati per oggi hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Si sono ritrovati tutti davanti alla prefettura di Palermo per chiedere per l'ennesima volta più controlli, più sicurezza, più fatti e meno parole. Una tragedia enorme, immane, che continua a porre al centro questo tema che noi da tempo spingiamo e manifestiamo da tempo per questo, che riguarda le morti sul lavoro. Una situazione non degna di un paese civile. La sollecitazione è venuta dal basso, dai luoghi di lavoro che hanno di fatto stanno attuando degli scioperi spontanei. Quindi c'è una reazione importante del mondo del lavoro, però questa reazione naturalmente non basta, non è sufficiente. Purtroppo assistiamo a un bollettino di guerra e in un paese civile nel 2024 è inaccettabile uscire di casa, andare a lavorare per un pezzo di pane e non tornare più. Non solo sindacati, tanti lavoratori presenti, c'è chi ha le lacrime agli occhi per quello che è successo ieri. Non è la prima volta che veniamo qua a gridare che non bisogna più morire sul lavoro. Però le autorità competenti sembrano sordi, fanno pura demagogia, fanno finta di interessarsi, però intanto i morti continuano ad esserci. O cambiano le cose o proseguiremo a oltranza con le mobilitazioni per rivendicare la sicurezza nei cantieri, hanno detto in coro tutte le sigle sindacali. Sul lavoro! E questa è solo l'ultima di una lunga scia di tragedie sul lavoro. In Sicilia sono state 17 le vittime dall'inizio dell'anno. Giusila Zara. La Sicilia dove si muore di lavoro. La scia nera si allunga con la tragedia di ieri che fa salire a 17 le vittime dall'inizio dell'anno. Un più 50% rispetto ai dati del 2023. Nei primi 3 mesi del 2024 in Italia 191 i morti. Dietro i numeri ci sono operai, addetti che escono al mattino per guadagnarsi da vivere e non ritornano più a casa. La tragedia coinvolge anche le famiglie che non si danno pace per questi morti assurde. Nei primi 3 mesi del 2024, l'ultimo dato ufficiale dell'INAIL, gli infortuni fatali erano stati 10, uno in meno dello stesso periodo dell'anno prima, il 2023 nero del lavoro siciliano con 65 vittime. Una precarietà che pesa soprattutto nel settore industriale, nell'artigianato e in tutte le categorie produttive che hanno a che fare con edilizia, trasporti, logistica e macchinari. Ma l'altro dato che indica la gravità della situazione è l'età. 2 dei 10 incidenti mortali dei primi 3 mesi di quest'anno hanno riguardato ultrasettantenni. Un'altra vittima aveva superato i 60 anni e altre 2 i 55 anni. Se si considera poi il numero di denunce di infortuni sul lavoro, se ne registrano 17 al giorno. Cambiamo argomento, fuga da film a Catania, 2 minorenni in sella a uno scooter, non si fermano all'alta della polizia e investono un agente. Vengono catturati dopo uno spettacolare inseguimento in elicottero. Eva Spampinato. Stiamo inseguendo l'SH, finale Genesi, siamo quasi a Leni.
Sembra un film d'azione americano, con l'elicottero della polizia che insegue i malviventi e in collegamento radio con la centrale indica minuto per minuto la posizione dei fuggitivi. E invece siamo a Catania il 1° maggio durante un pomeriggio di ordinaria follia con il viale Kennedy sorvegliato speciale dalla polizia e 2 minorenni in sella ad uno scooter che travolgono un agente per non fermarsi al posto di blocco. Via Fucella Bordo, direzione via della Concordia. Incomincia così un inseguimento senza sosta, lo vedete, per le vie aeree e di terra. In strada equipaggi in moto delle volanti e della squadra mobile. In volo un elicottero della polizia che è riuscito ad agganciare lo scooter grazie ad una sofisticata telecamera di bordo, documentando tutte le fasi della fuga, così da indicare sempre la posizione precisa dello scooter. I 2 minorenni sfrecciavano tra le vie della città, zigzagando tra le auto e mettendo in pericolo anche gli automobilisti. Alla fine sono stati bloccati, lo vedete, e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale in via Ammiraglio Caracciolo. L'agente è stato soccorso dal personale del 118 ed è fuori pericolo. Lo scooter non è risultato rubato, ma non aveva né assicurazione né revisione. Qualche frattura alla gamba. Gli arrestati sono stati multati per 6.000 euro e rilasciati con diversi obblighi. Patrick Zaki oggi alla Core di Enna per parlare agli studenti di Sogni e Libertà. Per l'attivista egiziano il racconto della sua esperienza di prigionia e tortura può sensibilizzare sul tema dei diritti umani negati. Roberta Lunghi. Diritti umani, libertà e integrazione. Si parla di questo oggi all'Università La Core di Enna con un ospite che è arrivato proprio nel luogo dal quale il presidente Mattarella aveva gioito per la sua scarcerazione. La gioia di Mattarella ieri, quella di Patrick Zaki oggi. Per l'attivista egiziano con alle spalle l'arresto, la tortura, 20 mesi di prigionia in Egitto, rinvii, sentenze di condanna e poi la grazia del presidente egiziano, la presenza alla Core di Enna tra gli studenti è parte del sogno di parlare ai giovani. In cima alla sua azione la speranza. Speranza lo ha mantenuto, lo ha fatto, lo ha aiutato a resistere nei suoi anni. In prigione tanti migranti arrivano qui perché sono costretti per circostanze, però comunque nutrono una grande speranza. E se spesso sogno e disillusione vanno a braccetto per Zaki, c'è anche chi il sogno l'ha raggiunto ed oggi è con lui a testimoniarne l'importanza. Chris Obey è un musicista e vive a Palermo. Sei un uomo libero? Penso che sì. La libertà per me è sveglio la mattina, respiro l'aria e io faccio le cose che fa bene alle persone. Dopo le polemiche scaturite per le posizioni espresse da Zaki sul conflitto israelo-palestinese, confessa di avere sempre il pensiero alla striscia di Gaza e sul terrorismo sostiene che sia un errore riferirlo solo ad una matrice e generalizzando dice quale sia la natura di tale azione. Lui chi arriva a un punto del genere è perché non crede più in alternative, in altri modi di risolvere i problemi. Per Zaki la Sicilia è una terra di persone meravigliose, ma l'isola, dice, ha bisogno di sostegno del governo perché si possa aggiungere dignità e valore all'umanità migrante. E qui è la canzone di Chris che viene in soccorso. Non siamo pesci dentro il mare, non siamo pesci, ma siamo umani. Palazzo Chigi ha dichiarato lo stato di emergenza idrica, ma agli agricoltori non basta. Francesco Aloi. Nuove autobotti per i comuni in difficoltà e trivellazione, rigenerazione o riattivazione dei pozzi. Sono alcuni degli interventi a breve termine disposti dal Consiglio dei Ministri, che ha deliberato lo stato di emergenza idrica in Sicilia per 1 anno. Nei prossimi mesi potrebbero essere riattivati anche i dissalatori di Porto Empedocle e Trapani. Stanziati 20 milioni di euro, che potranno essere incrementati. Se il presidente della regione Schifani plaude al governo, agricoltori e allevatori la pensano diversamente. I soldi che sono stanziati, questi 20 milioni di euro, sono per la crisi idrica e non per l'agricoltura. C'è qualcosa che
si vuol fare confusione, perché la siccità non è la crisi idrica, è anche la crisi idrica, ma la siccità è un'altra cosa, la siccità comprende tutto. Invece i 20 milioni che sono stati stanziati per l'acqua che non arriva nelle città. Per loro servono interventi concreti mirati al comparto. Continuando così, dicono, tante aziende chiuderanno i battenti. In vista delle europee, molti gli incontri con i politici, ma si sentono presi in giro. Tutti i nostri politici continuano a fare campagna elettorale e ci dicono poi vedremo, ma poi l'agricoltura non può aspettare. Nelle ultime settimane i trattori hanno lasciato le strade delle città, ma già a breve potrebbero tornare le proteste, questa volta molto più eclatanti. Non con i presidi a norma di legge, ma qua, visto che la legge non ci ascolta nessuno, dobbiamo per forza, siamo costretti a non rispettarla più. Mentre la Sicilia è secca, in un quartiere di Catania, a Librino, paradossalmente l'acqua si disperde. Tonino De Mana. Mentre in Sicilia manca l'acqua e il governo decreta lo stato d'emergenza nazionale, a Catania l'acqua si disperde. Esce copiosa e da più punti dalle palazzine di Viale Moncada 16 a Librino fino ad arrivare quasi nel piazzale dell'Istituto Comprensivo Fontana Rossa. In una terra assetata e con migliaia di siciliani senza acqua sembra davvero una beffa o uno scherzo. Purtroppo è tutto vero. I residenti della zona, esasperati, hanno addirittura cercato di deviare il corso dell'acqua che altrimenti rischierebbe di finire nei pressi di una cabina elettrica sotterranea. Non sanno più a chi rivolgersi, sono sfiduciati anche perché non ricevono risposte. È da più di un mese che cerchiamo di contattare la Sidra e oggi finalmente ci hanno risposto. Appena hanno sentito Librino hanno attaccato il telefono, non so perché. E poi dicono che in Sicilia manca l'acqua e qua la disperdiamo l'acqua, qua non siamo cittadini di serie B a Librino. L'acqua che, vedete, finisce a valle attraversando un percorso pedonale scivoloso e pieno di insetti. Non certo una passeggiata di salute. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Torniamo a Catania per occuparci della pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia. Tiene banco e non si spengono le polemiche sulla pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia, con residenti, commercianti ed operatori del settore turistico che chiedono migliorie al comune di Catania. Pedonalizzare può andare anche bene, ma bisogna mettere tutti in condizione affinché la città e il suo tessuto economico non ne risentano. Servono parcheggi e soprattutto occorre pensare ad un servizio pubblico efficiente ed affidabile, come conferma il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. Dobbiamo certamente potenziare il trasporto pubblico, ripeto, renderlo competitivo rispetto al trasporto privato. Io scelgo l'auto perché non so come raggiungere l'altra parte della città, o comunque se aspetto il mezzo pubblico non c'è una certezza di frequenza, non c'è una certezza di orari. L'amministrazione Trantino tira dritto nel suo percorso di mobilità sostenibile, ma Confesercenti ha una controproposta che illustra Andrea Finocchiaro. FIAPET Confesercenti Catania ha presentato una controproposta all'amministrazione comunale appoggiata sia dai residenti che dai commercianti, che prevede la possibilità di lasciare aperto il varco lato destro del Castello Ursino dalle ore 7 alle ore 19, in modo da non inficiare sulle attività commerciali presenti. L'arrivo dell'estate darà risposte a tutti. In tanti ricorderanno la fiera campionaria di Messina, abbandonata ormai da tanti anni, adesso diventerà un parco urbano. Francesco Triolo. La tradizione, la storia di Messina è legata a quell'area. La fiera campionaria era un appuntamento fisso dell'estate messinese. Da un decennio però quello spazio a ridosso del mare era rimasto chiuso, lasciato nel degrado, sino alla decisione dell'autorità di sistema portuale dello Stretto di riqualificarla investendo oltre 5 milioni di euro, un lavoro di restituzione alla città del suo waterfront. Il 70% dell'area sarà consegnata alla città entro il mese di agosto, il resto potrà essere completato entro la fine dell'anno. Sino ad un anno fa quest'area era nel degrado di decenni di abbandono. Già vedere il mare, aver recuperato questo scorcio per Messina e per i messinesi è una grande conquista. È una riconquista che la città meritava
perché diciamo, il mare ci è sempre stato negato da questi spazi che sono straordinari per come insomma già in questo momento in cui ancora insistono i lavori si può osservare. Stiamo facendo di tutto per rispettare questo impegno che abbiamo preso nei confronti della cittadinanza. Saranno fruibili oltre 15.000 metri quadri per una passeggiata a mare naturale tutta verde con 8.000 fra piante ed alberi che avranno un valore aggiunto. Messina è pronta a riappropriarsi finalmente di uno spazio vitale. E dopo il TG e Sicilia 24 Focus, tra Dio e il rock dal tunnel della droga, i più grandi palcoscenici del mondo sino a Catania dove si esibiranno il 25 maggio. E la storia del Reale su Telecola alle 14.30, la Christian Music del gruppo che spopola anche in Sicilia. Ospiti di Adelaide Barbagallo, in collegamento da New York Alessandro Gallo del Reale, padre Salvatore Bucolo e Alessandro Giuffrida, amico della comunità Cenacolo, da dove tutto è partito. La linea WhatsApp, lo ricordiamo, è 342 745 5005. La trasmissione potete seguirla anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo ancora per una pausa e poi la pagina sportiva. Ed eccoci al calcio, resettare tutto è l'obiettivo del Catania, una settimana dal debutto nei play-off. Ieri a corner l'attaccante Rocco Costantino. Francesco Triolo. Il conto alla rovescia è iniziato, il Catania guarda all'inizio dei playoff e cresce l'attesa, sognando qualcosa che non è mai avvenuto nella storia. Mai una squadra che si sia piazzata oltre il quinto posto in classifica e mai una vincitrice della Coppa Italia di Serie C è stata promossa tramite i playoff. Ma i rossazzurri, oggi di nuovo in campo dopo la giornata di riposo, stanno vedendo crescere le proprie ambizioni e anche la consapevolezza delle proprie potenzialità, come ha sottolineato Rocco Costantino a corner. Credo che poi questa squadra ha sempre risposto nelle partite decisive, non solo in Coppa Italia, perché poi chiaramente semifinali e finali erano insomma partite decisive, però anche in campionato quando c'è stato magari qualche crocevia un po' bruttino, diciamo così, penso che la squadra abbia sempre risposto nel modo migliore. Si dovrà adesso resettare tutto a livello mentale soprattutto, ma anche Costantino ha sottolineato come i rossazzurri nei momenti decisivi del campionato hanno sempre dato risposte sul campo. Io penso che siamo stati forti anche un po' noi mentalmente, perché poi quando ci sono stati quei momenti dove insomma, la squadra caricava così tanto le partite, per esempio anche l'andata della Coppa Italia con il Rimini, ok, l'abbiamo persa ma non c'è stato tutto questo scoramento, ok, chiaramente volevamo recuperare in campionato, volevamo dare continuità al campionato che è quella che ha sempre mancato, no? Qui. Però poi ci sono stati anche momenti in cui quando c'era da caricarla nel modo giusto e arrivare a un punto, cioè a un risultato finale, tipo ecco, anche il passaggio in finale poi con il Padova, abbiamo risposto, cioè è stata questa penso una cosa positiva di questa stagione. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro spazio di approfondimento Focus, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.